Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato in questo nuovo video per rispondere un po' alle vostre domande. Infatti sulla mia pagina Facebook, come al mio solito, ho scritto Kai Vlog e mi avete tartassato di domande. Allora, in questa settimana ho scelto un paio di domande molto interessanti. Prima di iniziare con il video volevo dirvi che il contest che ho fatto praticamente quasi una settimana fa, purtroppo lo dovrò allungare perché ho avuto dei problemi tecnici con Apnana, perciò non mi sganciano la grana. Bene, iniziamo a rispondere alle vostre domande. Alessio, è la quinta volta che rifaccio questa clip. Pisceda, non so se l'ho pronunciato bene il tuo cognome, dimmelo te sotto nei commenti. Allora ci chiede Kai Vlog, la mia è una domanda insolita che però voglio porti lo stesso. Adesso ti stai creando un pubblico principalmente su un gioco che comunque tra 3-4 anni andrà a crollare. Hai mai pensato al dopo se cambiare gioco, se smettere? Nel tuo futuro ci vedi un lavoro collegato al web o i tuoi obiettivi sono differenti? Innanzitutto ho pensato bene al futuro del mio canale e ho pensato diverse volte di portare altri giochi. Purtroppo sono un pro solamente su Clash of Clans. Tipo vi porto l'esempio di un gioco qualunque, Minecraft. Io su Minecraft malapena so scavarmi la fossa per passare la notte. Perciò al momento tengo solamente Clash of Clans e in futuro porterò anche altri giochi. Per quanto riguarda la tua domanda se in futuro mi piacerebbe avere un lavoro collegato direttamente con il web, la mia risposta è sì. Esattamente quello che sto facendo ora, registrarmi come un coglione. Ma a parte questo, la mia risposta è sì, mi piacerebbe tanto avere un lavoro che sia collegato con il web perché mi diverte e soprattutto diverte. Riccardo Mazzi ci chiede, Kai Vlog, da dove deriva il tuo nome Kai? È stata una semplice scelta di un nome a caso della tua famiglia o deriva da qualche tuo parente nonché da qualcosa che quest'ultimo ha fatto, vissuto, possiede? In realtà il mio nome completo è Kai Echan, che purtroppo all'anagrafe di Perugia quando sono nato me l'hanno diviso, praticamente ora mi chiamo Kai Zou e Chan Zou. E sinceramente ho preferito tenermi Kai Zou. Per quanto riguarda la tua domanda se questo Kai ha un senso, andiamo a cercarlo su Google Traduttore. In italiano significa trionfante. Mica male. Sinceramente non lo sapevo neanche io, è stata una scoperta anche per me. Salvatore ci chiede, Kai, se dovresti scegliere di essere marito di una delle donne più belle del mondo oppure essere il clasher più forte al mondo, quale sceglieresti? La figa! Giacomo ci chiede, che vlog da grande al di fuori di YouTube che lavoro vorresti fare? Allora, attualmente io sto frequentando un istituto turistico, perciò un lavoro che comporti viaggiare non mi dispiacerebbe, anzi sarebbe un mio sogno. Allora, YouTube potrebbe essere questo lavoro perché io vedo youtubers che vanno a Tokyo, Los Angeles, a tutte quelle fiere, madonna. Perciò cerco di portare avanti questa passione che è YouTube. Leonardo ci chiede, che vlog, ti è mai capitato di failare in War mentre eri a scuola? Se sì, qual è stata la tua reazione? Kai, sei in grado e continua così. Allora grazie, ciao Leonardo. Praticamente ho failato una volta in War quando avevo pomeriggio, praticamente il mercoledì mi sembra l'anno scorso, avevo pomeriggio ed eravamo in aula informatica e la professoressa non era ancora arrivata. Io ho detto, dai facciamo sto attacco che poi non ho più tempo. E praticamente c'erano altre due mie compagne di un'altra classe che non mi conoscevano. E prendi Tahol! Porca puttana, 49% senza Town Hall. E loro mi stavano guardando tipo, che cazzo di problema? Insomma, una delle tante figure di merda che faccio. Vincenzo ci chiede, Kai Vlog, mai, penso che volevi scrivere Kai, qual è il tuo colore preferito? Qual il cibo preferisci? Allora, colore preferito blu, cibo pizza. Emanuele ci chiede, Kai Vlog, Kai, come ti relazioni con gli altri? Sei un ragazzo timido con le persone che non conosci o cerchi subito di fare amicizia? Allora, anche se non sembra, anche se davanti alla telecamera sembra un gran cazzone, io sono molto timido. No, dico la verità. Cazzo, sono timido! Ve lo giuro! Comunque, se vedo che l'altra persona è simpatica, inizio a prendere subito confidenza e perciò scialla. Gabriele ci chiede, Kai Vlog, una domanda che tutti vorrebbero sapere, parlaci un po' di te.
musica che ti piace, film preferiti, se preferisci ragazze bionde o amore. Allora, musica non ne ascolto quasi mai, ogni tanto ascolto quelle canzoncine depressive che ho nel telefono. Per quanto riguarda i film, c'è uno che veramente mi ha colpito, si chiama, questa roba qua, non ve la pronuncio per evitare figuracce. Per quanto riguarda le ragazze o bionde o more, se metti da una parte una bionda figa e una mora figa, perché non prendere entrambi? Giuseppe ci chiede: che vlog, ti è mai capitato di incontrare i tuoi fun per strada? Sì, sì, come ci si sente? Allora, la prima volta che mi hanno riconosciuto è stato a Jesolo. Praticamente stavo, quando ero ancora in stage, per chi mi seguisse veramente da tanto tempo, ero a Jesolo per lo stage e praticamente stavo tornando dal lavoro, hotel, appartamento, e c'erano dei ragazzi che stavano aspettando sotto casa mia perché avevo fatto un video che uscivo da casa mia, probabilmente mi hanno riconosciuto la strada e sono stati là ad aspettarmi. È stato tipo, oh mio Dio, non ci avrei mai creduto. Simon ci chiede: ok vlog, ce l'hai la ragazza? Vabbè ragazzi, questo era tutto per il video di oggi. Come al solito lasciatemi un like, un commento e seguitemi sia su Facebook, Instagram e YouTube se non siete iscritti. E come al solito, se non l'ho già detto, lasciatemi un like, un commento e noi ci vediamo al prossimo video.